Napoli delle eccellenze, all'avanguardia a livello nazionale nel campo delle tecnologie. I progressi nella ricerca, i laboratori ed anche il crescente numero iscritti alle facoltà di ingegneria lo testimoniano. Ne è convinto anche Bruno Siciliano, ordinario di controllo e robotica e direttore del laboratorio Prisma al Dipartimento di Informatica e Sistemistica della Federico II, nel forum su tecnologia, sviluppo ed economia a Napoli e in Campania. Attualmente tra il mio gruppo, tra i dottorandi di ricerca, ho ragazzi che si sono laureati in ingegneria, ma anche ragazzi che si sono laureati in fisica, in scienze. Questa, diciamo, è la dimostrazione che noi abbiamo bisogno di loro e loro ovviamente vedono nella robotica un'ottima palestra per applicare quelle che sono, diciamo, le loro teorie, i loro metodi che sono un pochettino più astratti, no? Rispetto a noi che siamo un pochettino più concreti come ingegneri. L'iniziativa è stata promossa dal giornalista Giovanni Lucianelli, autore del volume Buone notizie da Napoli, con la prefazione dello scrittore napoletano Simone Di Meo, Forum Italia Edizioni. A Napoli c'è gente che può oggettivamente dimostrare che questa città è una città positiva. Soltanto l'1%, solo l'1% registra le cattive notizie. Guardiamo il 99%. In questa città c'è uno sviluppo, c'è un'economia, c'è una tecnologia che funziona ed è questo che vogliamo vedere con Buone notizie da Napoli. Al forum è intervenuto anche Nicola Mazzocca, assessore all'università, alla ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica della Regione Campania, che ha sottolineato gli ottimi risultati conseguiti finora. La Regione Campania è una regione in cui la ricerca incide sul PIL, quindi sulla ricchezza della regione, in modo tale che la regione è la quarta regione d'Italia, ma è anche importante perché in qualche modo il sistema della ricerca campana rimane un sistema di eccellenza in molti campi che possono aiutare lo sviluppo economico.